Piange la comunità di Arsego di San Giorgio delle Pertiche, svegliata all'alba dalla notizia della morte di uno dei suoi figli più cari, il carabiniere scelto Davide Bernardello, morto nel Veronese a Castellazzano, con i colleghi Valerio Dapra e Marco Piffari, nell'esplosione del casolare che stavano sgomberando. Nella villetta dei genitori di Davide, 36 anni compiuti da poco, il pellegrinaggio è continuo. I colleghi dell'Arma vegliano la mamma Maria Rosa, il papà Freddy, il fratello Filippo, la compagna di Davide e la nonna, tra i primi ad arrivare il sindaco Daniele Canella, che lo ricorda così. Abbiamo poco più di un anno di differenza, siamo cresciuti assieme a tanti altri ragazzi della nostra età, in paese, in parrocchia, a scuola, ecco, fin dai tempi delle elementari, delle medie, per cui ecco, ricordo non può che andare, ecco, a questo ragazzo che rappresentava il meglio dell'Italia dei giorni nostri. Nella villetta di Arsego anche i vertici dei carabinieri con il comandante provinciale colonnello Simone Paccioni. Si affaccia al cancello il fratello di Davide Bernardello, chiede rispetto per un dolore infinito di cui non riesce neppure a parlare. Prima nelle file dell'esercito, poi Davide era entrato nell'Arma dei Carabinieri, militare specializzato, faceva parte con Valerio Dapra dell'aliquota API di pronto intervento del nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Padova. Per Arsego sono i giorni della festa, di una sagra che coinvolge tutto il paese. Davide Bernardello sarà ricordato, promette il sindaco. Davide alla fiera c'era sempre, ogni anno. Stamattina la mamma mi raccontava che aveva già preso le ferie per venire, quindi sarà un grande vuoto quest'anno non poterlo rincontrare in questo momento di festa, di gioia del nostro paese, in questa manifestazione che ci racconta l'identità e l'attaccamento alle nostre radici, al nostro paese, al nostro paesello. Ma sicuramente, ecco, ci sarà un momento ufficiale che dedicheremo alla sua memoria. Ogni cittadino di San Giorgio delle Pertiche in queste ore ha rivolto un pensiero e una preghiera per Davide Bernardello, per il suo coraggio, per il suo valore. Un ragazzo che potrebbe essere figlio mio, figlio di tutti, insomma, chi è mamma penso non c'è molto da dire. Terribile.